105esima escursione, sono il 9 maggio, partiamo dalla chiesa di San Clemente e si va a fare un bel anello al Furlo. Fossombrone Marche in trasferta. E si inizia, Pagino, 105esima escursione, prendiamo il percorso, sì, 4,40. E si inizia. Simpatica flora del posto. E abbiamo anche una casetta qui, tenuta bene, non è disabitata da molto, col camino. Ah, ma aspetta, qui c'è il contatore. Qui c'è il contatore acceso. Siamo sul percorso 4,40. Dalla casa qui proseguiamo, finisce la pseudo stradina asfaltata e incomincia il sentiero, sempre 4,40. Si sente in lontananza il rumore della superstrada. Ecco la superstrada, e quella laggiù è la gola del Furlo. Altro bivio, continuiamo, questa volta andiamo al 449 e da questo punto qui si sale. Era ora che si iniziava a salire. Sono le 10:30, abbiamo già fatto e c'hanno già fame. Ed eccoci alla terrazza bassa, pieno di gente. Miseria, cos'è oggi? Oggi sono iniziano i saldi? Ma che spettacolo! Bella, guarda. Oggi siamo alla gola del Terrazza bassa del Furlo, 610 metri, e adesso andiamo alla terrazza alta che è lassù, e questa qui è la gola del Furlo, che è situata tra il monte Pietralata, che è dietro di noi, e il monte Paganuccio, che è questo qua davanti a noi. Qui sotto passa il fiume Candigliano, che è un affluente del Metauro. Quella giù è la strada del Breccia, quella che porta giù il cuore, dove c'è il parco... No? Sì, vedi. La gola del Furlo. Rifugio del Furlo, dopo la terrazza bassa ci siamo arrivati. Pieno di gente. Attenzione, 100 metri fino. 100 metri c'è il salto. E si sale ancora dalla terrazza alta del Furlo, sembra che ci siamo tutti, finora 0 perdite. Ecco qua, Massi, lo stambecco di Ghilardino che sale. Il muflone.
bivio. Veniamo dalla terrazza alta, adesso andiamo giù di qua per andare alla vetta di Pietralata, crossiamo una strada sterrata, infatti laggiù c'è un cancello e poi fra un po' c'è un altro bivio. E stiamo andando verso la cima di Pietralata, siamo in salita, laggiù si vede il mare e laggiù si vede la gola del Furro dove eravamo prima. Diciamo che il verde non manca qua, in terra marchigiana. E siamo arrivati in cima a Monte Pietralata, esattamente 889 metri, c'è un discreto altopiano, si vede anche il mare da qua e adesso si va a scendere. 105esima escursione, 9 maggio, finora abbiamo fatto 99 piani in salita. C'è un'altra persona adesso. È stato più dobbiamo diretti di giro. Altopiano, Monte Pietralata, gran bel verde e gran bel panorama da qua. Temperatura perfetta. Laggiù, dritto per dritto, c'è Sasso Simone e Simoncello, mentre laggiù, ma immagino che si faccia fatica a vedere, c'è San Marino. Adesso scendiamo fino al chiosco delle Aquile dove ci aspetta il pranzetto. In discesa dal Monte Pietralata e di fronte a noi laggiù Acqualagna, dove fanno la fiera del tartufo. Altro bivio, scesi dal monte di Pietralata, stiamo facendo il percorso 446 e dobbiamo proseguire sul 446, perciò a destra, decisamente a destra. Vamos. Questo Federico era scorciatoia, mi sa, no? Percorso 441A. Ci stiamo avvicinando al chiosco delle Aquile. Chiosco delle Aquile, 545 metri. E giro è quasi fatto. Forse ne lasciamo uno qua. Ore 3:30. Abbiamo mangiato al chiosco delle Aquile, abbiamo finito, adesso riproseguiamo. Ne abbiamo persi 2, da 4 siamo passati a 2. Le prime perdite della giornata. Siamo sul percorso 441, veniamo da là. Teoricamente per seguire il 441 dovremmo tirare su, ma invece noi tagliamo. Questo qui a sinistra non è un percorso trekking, ma tagliamo perché andiamo a intercettare più avanti un altro percorso trekking che poi ci servirà per tornare alla chiesa di San Clemente, che comunque sia, tagliando di qua siamo in discesa, continuando sul 441 saremo in salita, perciò tagliamo, che oggi ci stiamo dando abbastanza. Qui in alto c'è Monte Pietralata. Siamo arrivati al sentiero che dovevamo intercettare, questo qui che è il proseguo di quell'altro sentiero là. Il problema è che siamo entrati dentro lì e non si vede niente, perciò tiriamo dritto sulla strada e alla peggio vediamo, abbiamo due opzioni: o tagliamo e andiamo dritti a Capecci, la casa di prima con il contatore acceso, oppure seguiamo sta strada qui fino a poi rintercettare il 4,40 più giù.
Peccato, è da sistemare quel percorso lì, perché non si vede niente. E siamo sulla strada, non è un sentiero questo, e adesso andiamo a prendere una traccia di sentiero non numerato che ci dovrebbe portare a Ca' Pecci. Proviamo, perché così tagliamo parecchio, si taglia parecchio, sia perché un po' la stanchezza, perché siamo un po' stanchi, e poi anche perché un sentiero che dovevamo fare è totalmente inagibile, almeno io non riuscivo a vedere la traccia, e di conseguenza abbiamo dovuto cambiare i piani in corsa. Dalla cartina è segnato, però non è un sentiero trekking questo. Vediamo. E siamo alla fine arrivati a Ca' Pecci come auspicato. Abbiamo fatto un fuoripista, cioè c'era una traccia, la cartina segnava una traccia, ma non era un percorso escursionistico. Oltretutto la cartina diceva di andare dritto per dritto, invece abbiamo fatto zig-zag, perciò la cartina non era precisa da questo punto di vista, perché a un certo punto mi sono, non dico preoccupato, però comunque capivo che stavo scendendo ed era l'obiettivo, ma non dritto per dritto. L'obiettivo è stato raggiunto perché dovevamo arrivare qua, misteri della cartografia, non si sa come. Riepilogo della 105esima escursione, abbiamo praticamente finito, siamo arrivati a Pagino dove abbiamo parcheggiato. Saremmo dovuti arrivare da là, ma a causa un po' la stanchezza, un po' anche perché un tratto non era segnato, abbiamo tagliato da Ca' Pecci e ci abbiamo tagliato abbastanza. Comunque sia, abbiamo fatto 133 piani di salita, 29.132 passi e però 16 km e 60, non male. Il 50% delle escursioni degli escursionisti sono andati persi, siamo partiti in 4, siamo tornati in 2, capita, sono i rischi del mestiere.